Anche la Chiesa pensa ad una fase 2. Papa Francesco parla della messa senza fedeli, non è la normalità. I vescovi ricordano i tanti sacerdoti uccisi dal virus. Marco Clementi, poi l'inviato Giuseppe Lavenia. Una familiarità senza la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti è pericolosa. Francesco parla delle messe senza fedeli e mette in guardia dal rischio di una fede solo virtuale. Questa non è la Chiesa, questa è la Chiesa in una situazione difficile. È vero che in questo momento dobbiamo fare questa familiarità col Signore in questo modo, ma per uscire dal tunnel, non per rimanere, sì. Anche la Chiesa italiana pensa alla fase 2, Consiglio Episcopale Permanente in videoconferenza. È fondamentale dare una risposta alle attese della gente, dicono i vescovi italiani. Non si può andare oltre il 3 maggio. Dalla CEI, un pacchetto di proposte da illustrare al governo. Messe con volontari che garantiscano le distanze, funerali, battesimi e matrimoni con la presenza dei familiari stretti e sempre con i dispositivi di protezione, guanti e mascherine, rispetto delle distanze, igienizzazione dei locali. Per l'emergenza virus, la Chiesa italiana ha già stanziato oltre 220 milioni di euro e ha vissuto in prima persona sofferenza e lutto. Oltre 100 i sacerdoti morti per stare vicini alla gente. Hanno offerto la loro vita, ricordano i vescovi, esprimendo il volto bello della Chiesa amica, quella che si prende cura del prossimo. Io l'ho sentito la vigilia della morte e ho detto: come stai? Dice: guarda,